curare, sempre secondo le loro teorie, l'insegna della farmacia allo struzzo d'oro, e lo struzzo ha nel becco un serpente, una vipera. Vi sto per parlare della medicina più famosa, la panacea della triaca o della teriaca. E gli spezieri veneziani erano i più famosi d'Europa nella produzione di triaca, considerata miracolosa anche contro la terribile peste. Restano tante insegne della triaca a Venezia. Questo è i piedi del ponte di Rialto. Passate via sempre veloci, ma fermatevi un attimo, alzate lo sguardo, perché proprio prima di entrare in campo San Bartolomeo, scendendo dal ponte di Rialto, sulla vostra sinistra vedete questa testa dorata appesa che era l'insegna di una farmacia, e se guardate bene sulle pareti c'è ancora scritto triaca, teriaca, perché lì la si vendeva, fatta di carne di vipera e di altre decine di ingredienti. Andavano bene tutte le vipere? Beh, per la teriaca da Treschei sì, però se le volevate doc bisognava che le vipere fossero dei colli uganei, e se la si voleva DOCG, e allora dei colli uganei, ma le vipere femmine non andavano bene, troppo inflazionate, ce ne sono troppe. Bisognava avere i viperi maschi. Allora, se erano viperi maschi dei colli uganei, la teriaca costava molto ed era garantita DOCG. In campo Santo Stefano trovate i segni della produzione di questa medicina considerata miracolosa. Adesso c'è un'oreficeria, ma fino a qualche anno fa c'era una farmacia. Guardate i masegni davanti, non correte via veloci, guardateli, perché hanno ancora le impronte dei mortai dove i garzoni della farmacia pestavano gli ingredienti, compresa la vipera secca, per produrre la triaca, perché la triaca andava prodotta pubblicamente davanti alle farmacie, fuori, affinché tutti vedessero che gli ingredienti erano messi tutti, e si faceva festa, persino con i sbari, cioè con i fuochi di artificio. Beh, sti garzoni per secoli hanno talmente tanto pestato dentro nei mortai davanti a quella che era una farmacia da incidere i duri masegni. La trachite in greco, trachis vuol dire duro. Beh, a forza di pestare hanno lasciato le impronte sui masegni, 3 impronte, 3 profonde impronte circolari. Speriamo che non arrivi il restauro intelligente che porta i dismavare i masegni rovinati, i mette in novi e tirano via i segni della storia. E può succedere, stiamo attenti. Quindi la triaca a cosa serviva? A un bel niente. E però bisognerà aspettare la metà del 1700 perché un medico inglese riesca a dimostrare l'assoluta inutilità di questa triaca. Però io dico che un'utilità ce l'aveva, ed importante, fa far ghescheia ai spizieri veneziani, e come ne facevano.